Benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Respinta con 41 voti contro 26 la mozione di sfiducia nei confronti del presidente Schifani. Era stata presentata dalle opposizioni. Chiesto il rinvio a giudizio per il presidente dell'ARS Gaetano Galvagno e altre 5 persone. I giudici chiedono il processo per le accuse di corruzione, peculato, truffa e falso ideologico. Arrestata Grazia Santapaola, sorella del boss di Catania Nitto. La donna era a capo della famiglia mafiosa che controlla da decenni la criminalità in città e si vantava: siamo il sangue blu. Svolta nel sequestro lampo del giovane di Vittoria, arrestati 3 mafiosi, a capo c'era Gianfranco Stracquadaini che nel Ragusano voleva creare un suo gruppo criminale. Il segretario della CGIL Landini a Palermo per ribadire le ragioni dello sciopero generale del 12 dicembre. Lavoro e sanità, i temi al centro delle rivendicazioni. Il caso del Consorzio Autostrade Siciliane: paga 1 milione di euro per consulenze legali esterne, ma non ha i soldi per saldare i debiti. Il Natale ha un nuovo protagonista, l'elfo che dall'America ha conquistato le case italiane con le sue monellerie notturne. Calcio, curva nord del Massimino già esaurita per la sfida di venerdì tra Catania e Crotone. Si prevede un altro pienone. 9 i rossazzurri indisponibili, per Toscano l'ennesima emergenza. Dunque, con 41 no e 26 sì, l'Assemblea regionale siciliana ha respinto la mozione di sfiducia nei confronti del presidente Schifani, che era stata presentata dalle opposizioni PD, Movimento 5 Stelle e Controcorrente. 3 i deputati della maggioranza assenti. Nessuna sorpresa dunque con i partiti di centrodestra che hanno confermato la fiducia al governo regionale. Vibranti gli interventi in aula delle opposizioni, dopo i quali il governatore si è difeso dalle accuse mosse dai parlamentari, contenute in una mozione in 15 punti, nei quali i firmatari attaccavano il governatore su diversi fronti, tra cui appalti e sanità, ma anche sul piano politico. L'opposizione, ha detto Schifani, non ha mai fatto una proposta. 3 ore di interventi con accuse di nefandezze, ma qual è il progetto? Ma sentiamo adesso l'esito della votazione dalla voce del presidente dell'ARS, Gaetano Galvagno. Il risultato della votazione è 26 favorevoli alla mozione di sfiducia, 41 contrari alla mozione di sfiducia, pertanto la mozione è respinta. E proprio in questa giornata in cui si è votata la mozione di sfiducia è arrivata la richiesta di rinvio a giudizio per il presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno e per altre 5 persone. Sentiamo Luca Ciliberti. Proprio mentre è impegnato in aula per la mozione di sfiducia al presidente della regione Renato Schifani, la procura di Palermo ha chiesto il rinvio a giudizio del presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno e di altre 5 persone, tra cui l'ex portavoce del politico Sabrina De Capitani e l'imprenditrice Caterina Cannariato. Galvagno è accusato di corruzione, peculato, truffa e falso ideologico. Il GIP ha fissato l'udienza preliminare al 21 gennaio prossimo. Oltre a Galvagno, l'ex portavoce, e alla Cannariato, il processo è stato chiesto per l'imprenditore Alessandro Lessi, per Marianna Amato, dipendente della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, e per Roberto Marino, all'epoca dei fatti autista del presidente dell'ARS. Secondo i PM, Galvagno e la De Capitani avrebbero piegato gli interessi pubblici a quelli privati della Cannariato, rappresentante in Sicilia della Fondazione Marisa Bellisario e vicepresidente della Fondazione Tommaso Dragotto, facendo finanziare dalla presidenza dell'ARS una serie di eventi. A Galvagno e all'ex autista Marino sono poi contestati il reato di peculato per l'uso a fini privati dell'auto blu di servizio, un Audi A6, che sarebbe stata per 60 volte a disposizione del presidente, dell'autista, della segretaria e dell'ufficio di gabinetto per scopi personali. Infine Marino e Galvagno rispondono di truffa e falso. L'ex autista avrebbe dichiarato decine di missioni mai fatte e vidimate proprio da Galvagno, intascando circa 19.000 euro per rimborsi spese e diarie. Cambiamo argomento, siamo alla cronaca. Arrestata a Catania Grazia Santapaola, cugina dello storico boss Nitto Santapaola. La donna era a capo della famiglia mafiosa che controlla da decenni la criminalità in città e in altre province.
Grazia Santapaola non è solo la cugina dello storico capomafia ergastolano Nitto Santapaola e moglie del boss Turi Amato, capo del gruppo di via 80 Palme a Catania. Grazia Santapaola comandava ed esercitava il suo potere gestendo direttamente gli affari della cosca. Ecco perché stamattina la donna è stata arrestata dai carabinieri del ROS in una inchiesta della procura etnea. Era lei, ad esempio, che all'interno della cosca gestiva il sostentamento delle famiglie dei detenuti, gestiva gli affari illeciti anche nel centro storico di Catania e risolveva, si legge nell'ordinanza, svariate criticità con i clan rivali, definendo onore, potere e prestigio mafioso dei Santapaola. Il conflitto del 2023, ad esempio, che vide i Santapaola Ercolano contrapporsi al clan Cappello, vide anche Grazia Santapaola in prima linea. Si sarebbe mossa in difesa dell'onore della famiglia di sangue. In alcune intercettazioni, zia Grazia si vantava di essere il sangue blu della mafia, perché a Catania ancora il nome dei Santapaola comanda e incute timore. Il boss Nitto oggi ha 87 anni, da 32 anni è rinchiuso in carcere, ma il suo potere non ha subito flessioni. Nella relazione semestrale della DIA emerge che i Santapaola Ercolano hanno un proprio referente provinciale e i propri sottogruppi dislocati in ogni singolo quartiere di Catania, divenendo riferimento persino in zone come Ragusa, Siracusa, Enna e in vaste aree del Messinese. A Catania poi la mafia è presente, mutevole e interconnessa. I suoi nomi sono sempre gli stessi, noti da decenni. Oltre ai Santapaola Ercolano ci sono i Mazzei, i Cappello Bonaccorsi, i Laudani, i Cursoti milanesi, i Pillera di Mauro e i Piacenti. Ma ciò che cambia è il modello, non è più piramidale ma reticolare, orientato agli affari più che alla supremazia. I clan si spartiscono porzioni di città e settori economici, c'è chi controlla i cantieri, chi gli alloggi popolari, chi i rifiuti e le pompe funebri e le piattaforme di logistica e trasporto. Tutto è disciplinato, silenzioso, sotto traccia. Ma per tutti i soldi arrivano dalla droga e dal gioco d'azzardo. L'arresto di Grazia Santapaola dimostra quanto sia forte il legame di sangue all'interno delle organizzazioni mafiose e che questo ruolo oggi sia svolto da una donna evidenzia altresì quanto sia preponderante il ruolo femminile all'interno del tessuto criminale. Lo ha detto la presidente della Commissione Antimafia, Chiara Colosimo. Salvatore Baiardo, il gelataio di Omegna, uomo di collegamento dei Fratelli Graviani al nord Italia, è stato arrestato oggi nel Tribunale di Firenze per aver violato una prescrizione imposta con gli arresti domiciliari. Avrebbe cioè ricevuto, questa l'accusa, una persona nella sua abitazione a Trabia, Palermo. La misura gli è stata notificata al termine dell'udienza preliminare in cui è imputato per favoreggiamento personale e calunnia nei confronti, fra l'altro, del giornalista Massimo Giletti. E c'è una svolta nel sequestro lampo del giovane di Vittoria avvenuto lo scorso settembre. Arrestati 3 mafiosi, a capo di tutto c'era Gianfranco Stracquadaini che nel Ragusano voleva creare un suo gruppo criminale. Delaria Barbagallo. La mafia voleva alzare il tiro a Vittoria con una tecnica tutta nuova, il sequestro lampo, cui segue la richiesta di riscatto. Ma il sequestro del 17enne Gaetano Nicosia, avvenuto lo scorso 25 settembre, durato 24 ore, è stato fatale al gruppo criminale. L'azione eclatante ha subito fatto scattare le indagini della Procura distrettuale antimafia di Catania. A poco più di 2 mesi è arrivata la svolta. 3 componenti del comando sono stati arrestati. Si tratta di Gianfranco Stracquadaini, Stefano La Rocca e Giuseppe Cannizzo. Stracquadaini, pericoloso latitante, è stato arrestato lo scorso ottobre. Stava creando un proprio gruppo criminale mafioso nel Ragusano. Si era reso irreperibile dopo aver tentato di uccidere un ex collaboratore di giustizia, Roberto Di Martino, del clan Carbonaro dominante. Sono ancora tanti però i contorni della vicenda da chiarire. Il padre del giovane è un noto imprenditore del settore ortofrutticolo. Al momento non è certo se abbia pagato o meno una somma ai sequestratori. Bisogna chiarire meglio il contesto in cui è avvenuto, le alleanze criminali che ci sono alle spalle e bisogna anche completare il quadro indiziario nei confronti di altri soggetti. Dalla vicenda emerge anche come non ci sia più contrapposizione tra mafia e stida. Gli equilibri sembrano molto fluidi, le alleanze molto fluide e le contrapposizioni sono un ricordo del passato. Analizzando centinaia di dati, intercettazioni, tabulati, videoriprese, gli inquirenti sono riusciti a individuare il nascondiglio dove è stato tenuto il ragazzo. Le indagini proseguono per individuare altri responsabili. Il segretario della CGIL Maurizio Landini oggi a Palermo per ribadire le ragioni dello sciopero generale indetto per il 12 dicembre. Al centro i temi del lavoro e della sanità. Sentiamo Marco Gullà.
Vista dello sciopero generale di giorno 12 dicembre, il leader della CGIL, Maurizio Landini, ha preso parte a Palermo a 3 assemblee nelle quali sono coinvolte 50 aziende e centinaia di lavoratori e lavoratrici per ribadire le ragioni dello sciopero generale indetto dalla CGIL contro una manovra ritenuta inadeguata e che non affronta i problemi delle persone. Problema lavoro che riguarda ovviamente anche la Sicilia. Come è noto, la Sicilia e il Mezzogiorno stanno pagando un prezzo ancora più ampio del resto del paese, ma credo che sia l'insieme del paese che sta pagando un prezzo pesantissimo, anche perché hanno cancellato la Fornero, nel senso che l'hanno peggiorata, per cui non si va più in pensione, sta aumentando il numero di persone oltre 50 anni che è costretta a stare al lavoro e il livello di occupazione delle donne e dei giovani continua a essere molto basso, e insisto. Il fenomeno di quasi 100.000 persone ogni anno, molto spesso laureate e diplomate, che se ne vanno, in un paese che tra l'altro sta invecchiando, indica che così non abbiamo futuro. E poi sanità. Per Landini i tagli stanno compromettendo la salute di tanti italiani. I tagli che stanno facendo sulla sanità non sono accettabili. Siamo una manovra che in realtà indica nei prossimi anni come unica spesa pubblica quella delle armi, di un aumento delle spese in armi. Noi non siamo d'accordo e pensiamo che sia necessario investire sia sulla sanità pubblica, il che vuol dire fare assunzioni di medici, di infermieri, vuol dire investire sulla sanità nel territorio. Il bilancio del Consorzio Autostrade Siciliane diventa un caso. Consulenti legali esterni pagati per 1 milione di euro, eppure mancano i soldi per saldare i debiti. Francesco Triolo. Un paradosso scoperchiato dal deputato di Forza Italia Tommaso Calderone è quello del Consorzio Autostrade Siciliane, che da un lato versa 1 milione di euro agli avvocati esterni per 63 consulenze legali e dall'altro si vede bloccati i conti dopo l'azione di una ditta, la Tosa Appalti, un pignoramento da 12 milioni e 300 mila euro per il mancato pagamento di lavori eseguiti, certificati e mai saldati per l'appalto di manutenzione della pavimentazione della A20 Messina-Palermo, aggiudicato nel novembre 2020. Un'azione che ha gelato l'ente, che a sua volta ha annunciato un esposto in procura con altre consulenze legali da pagare. La Tosa Appalti è chiara. Il collegio consultivo tecnico aveva emesso una pronuncia vincolante il 3 marzo 2025 ordinando il pagamento. Il CAS ha ignorato l'ordine per 10 mesi di silenzio che hanno portato al pignoramento. Da oltre 2 anni, scrive l'azienda in una nota, si attende il pagamento con gravi ripercussioni sulla continuità aziendale, sugli stipendi di oltre 50 lavoratori e sulla sostenibilità delle attività operative. Dopo mesi di silenzio e assenza di riscontri concreti, il pignoramento si è reso l'unico strumento per tutelare i diritti riconosciuti dalla legge. Sul fronte delle consulenze legali, invece, l'onorevole Calderone ha disegnato la curva di spesa dell'ente: 305.000 euro nel 2023, 341.000 nel 2024, ancora da quantificare nel 2025, ma con parcelle singole che toccano i 121.000 euro e i 102.000 euro. E sulla crisi del CAS i sindacati hanno chiesto la convocazione di un tavolo tecnico urgente al prefetto di Messina. A Catania un uomo stava rincasando con 10 imballi contenenti 155 kg di esplosivi, li vedete in queste immagini. L'uomo non è riuscito a dimostrare la provenienza della merce, acquistata probabilmente in un deposito non autorizzato. Poche settimane fa, sempre a Catania, la polizia aveva sequestrato un carico di 1500 ordigni rudimentali spediti a Catania, fra l'altro tramite un ignaro corriere. Nascondeva una cassaforte sotto il letto. Guardate nel servizio cosa ci teneva dentro un uomo di Siracusa, con Roberta Lunghi. Una cassaforte nascosta sotto il letto, celata dentro un sacchetto di plastica. All'interno armi clandestine, 1 chilo di cocaina e 7.000 euro in contanti. È lo scenario che si sono trovati davanti gli agenti della squadra mobile di Siracusa, aiutati dal fiuto di un cane del reparto cinofili di Catania, durante una perquisizione domiciliare che ha portato all'arresto di un siracusano di 36 anni. I poliziotti hanno effettuato il controllo nell'abitazione per i sospetti maturati nei confronti dell'uomo, trovati
trovato infatti in possesso di una pistola con matricola a brasa, un revolver privo di matricola e munizioni. Accanto alle armi e alla droga diversi bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Secondo gli investigatori la cocaina, una volta immessa sul mercato, avrebbe potuto generare un guadagno superiore ai 100.000 euro. L'uomo, accusato di spaccio e detenzione di armi, è stato condotto al carcere di Cavadonna. Fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, ma restate con noi perché subito dopo andremo a conoscere uno dei nuovi protagonisti del Natale, l'elfo. A tra poco. Nuova raffica di controlli e multe da parte della Polizia Municipale di Catania in diverse zone del centro storico. Tonino De Mana. Multe a raffica, carro attrezzi, verbali per violazioni amministrative al codice della strada e per abusivismo commerciale. Dopo i controlli a tappeto in via Plebiscito effettuati la settimana scorsa, la Polizia Municipale di Catania ha preso di mira, questa volta, il trafficato Corso Indipendenza, un'altra zona nevralgica, ma soprattutto un'altra zona dove predominano indisciplina ed anarchia. Di buon mattino l'offensiva, per molti versi simile all'operazione portata a termine in via Plebiscito, con una trentina di vigili impegnati a far rispettare le regole e quindi il codice della strada. Radicata e cattiva abitudine quella della sosta in doppia fila, nel caso che vi mostriamo in prossimità di una fermata AMTS, inevitabile la sanzione. Dopo una serie di verbali dove non sono mancati momenti di tensione, finalmente liberati anche gli stalli riservati ai portatori di handicap. Il numero elevato di agenti, mai visti così tanti da queste parti, ha suscitato curiosità dal basso e dall'alto. In tanti hanno assistito dai balconi chiedendo se fosse accaduto qualcosa di particolare. Stupore e posteggio senza assilli per questa automobilista munita di pass per disabili. Grazie oggi ai vigili urbani ho trovato il posto libero senza avere problemi. Lei ha un pass per disabili e trovare posto qua al Corso Indipendenza com'è? È un po' difficile, Perché? Perché le persone non capiscono chi ha problemi. Altri 60 verbali, questa volta utilizzando lo street control, sono stati elevati per parcheggio in sosta vietata o sui marciapiedi in via Plebiscito e in via Vittorio Emanuele. E dunque andiamo a conoscere il nuovo protagonista del Natale, l'elfo che dall'America ha conquistato le case italiane con le sue monellerie notturne. Eva Spampinato. Seduto sull'albero, in cucina dentro il frigo, arrotolato nella carta igienica oppure dentro il forno dopo un party a base di popcorn. Lui è l'elfo di Babbo Natale, un folletto birichino che ogni notte cambia posto e combina tante marachelle. Una tradizione che arriva dall'America, ha conquistato il web e poi ha invaso, è proprio il caso di dirlo, anche le case dei bimbi siciliani, con buona pace, tanta pazienza e quintali di fantasia delle mamme siciliane che devono organizzare ogni mattina le marachelle degli elfi. I bimbi non lo devono sapere. Assolutamente no, manteniamo questa magia, così come Babbo Natale. Siamo entrati in casa di mamma Adriana che ogni giorno di dicembre si sveglia alle 6 del mattino per creare il set della marachella. L'elfo crea questa atmosfera speciale, però è impegnativo per noi genitori che ogni giorno, magari anche la notte quando i bambini si addormentano o anche la mattina prima che si sveglino, dobbiamo pensare a cosa far fare al nostro elfo. Di giorno osserva i bambini per riferire direttamente a Santa Claus se si sono comportati bene, e per i piccoli come Babbo Natale anche lui esiste davvero. Si crea un mix di magia, gioco e sorpresa quotidiana. È un modo anche per stare insieme ai bimbi. Assolutamente sì, ed è molto divertente perché poi la mattina i bambini si svegliano super curiosi di vedere dove si è nascosto e che cosa ha combinato. E così, tra travestimenti e piccoli dispetti, anche in Sicilia dicembre diventa decisamente più movimentato. Un'idea super carina e anche veloce per noi mamme, dei piccoli marshmallow messi in un contenitore, lo immergiamo nei marshmallow come se si trovasse in una spa. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità e poi torniamo per parlare della partita di venerdì del Catania contro il Crotone. Siamo al calcio e il Catania dunque si prepara alla partita di venerdì contro il Crotone, ci arriva con i galloni della capolista. Sentiamo Francesco Triolo.
La vittoria del Benevento sulla Salernitana lascia il Catania al primo posto in classifica in un turno che per i rossazzurri migliore non si poteva immaginare. 3 punti guadagnati sulla Salernitana e sul Cosenza, sconfitta a Foggia. E adesso per la squadra di Toscano c'è anche la possibilità di dare continuità, visto che nell'anticipo di venerdì sera al Massimino arriva il Crotone, mentre domenica il Benevento andrà a Cava, la Salernitana giocherà in casa col Trapani e il Cosenza riceverà il Picerno, non certo partite agevoli. E cresce l'attesa, tanto che la curva nord è già esaurita, mentre si registra una bassa disponibilità in curva sud e tribuna A inferiore, segnale che il Massimino potrebbe registrare una buona cornice di pubblico anche venerdì sera, seppure con l'incognita del meteo. Toscano, da parte sua, non ha grandi novità nei giocatori a disposizione. Ierardi, che ha finito di scontare la squalifica, è comunque indisponibile dopo l'operazione, è l'unico giocatore le cui condizioni sono da valutare Donnarumma. Per il resto non ci sono al momento altre novità sui disponibili rispetto alla partita di Picerno. Di fronte ai rossazzurri si troveranno un Crotone, reduce dalla vittoria col Giuliano e che ha conquistato 7 punti nelle ultime 5 partite. I calabresi, trascinati da Guido Gomez, adesso vogliono accelerare per consolidarsi nella parte alta della classifica. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.